In molti cercano rifugio ed aiuto nella fede nella Chiesa, ultimo weekend giallo, poi le nuove restrizioni che rovinano il Natale. Agrigento è il suo nuovo stemma, ma ha anche approvato il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. La Protezione Civile ha individuato gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, barconi affondati a causa del maltempo. Inaugurati 4 cantieri in provincia di Agrigento per complessivi 3 milioni. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In questo periodo di crisi e di pandemia c'è chi si è maggiormente legato alla fede, chi si è avvicinato alla Chiesa per chiedere un aiuto concreto, ma anche chi ha scelto di donare. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. In occasione delle feste di Natale, TV ha voluto intervistare uno dei preti più attivi nella nostra città e non esiteremmo a definirlo un prete di strada, il Don Mario Sorce, noto ai tanti per avere fondato e costituito il cosiddetto cartello sociale che insieme ai sindacati e ai sindaci della provincia che lo hanno coadiuvato ha organizzato la più grossa manifestazione che sia stata fatta in città. Ricordiamo la marcia dello scorso 29 gennaio svoltasi dalla rotonda Giunone verso la rotonda degli scrittori, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone arrivate con pullman da tutta la provincia, con i sindaci in testa. E con Don Mario abbiamo anche voluto ripercorrere il momento trascorso del Covid con i suoi confratelli, le loro esigenze, come la collettività ha vissuto quel momento che ha visto anche la Chiesa non celebrare più le funzioni religiose e di come si sta vivendo questo Natale ancora pieno di restrizioni. Pregare, accogliere le persone che vengono per trovare anche un momento di intimità con il Signore, un momento di contemplazione di quel mistero che nei segni anche visibili del Natale. Qui abbiamo l'albero, ma in chiesa abbiamo il presepe, che è un po' il simbolo di quello che stiamo cercando di vivere, anche nel tono credo, perché il presepe, così come l'ha pensato Francesco e si realizza nella tradizione, è scevro da tanti elementi eccessivi ed è semplice. Ecco, questo Natale forse ci sta permettendo, con tutte le difficoltà che stiamo vivendo, con le ristrettezze, con le limitazioni della nostra libertà, con i problemi di carattere economico che non sono di poco conto, soprattutto per tante famiglie e tante persone che magari non avevano un impiego o non hanno potuto ricevere nessun tipo di sussidio, ci richiama all'essenzialità. E l'essenzialità, la centralità nel presepe non sono né i pastori, né la capanna, né con tutto il rispetto Giuseppe e Maria, ma il bambinello Gesù. Quel bambino che però, non dimentichiamo, è Dio che viene ad incarnarsi per parteciparci della sua divinità. Quindi lo vogliamo vivere e continueremo a viverlo preparandoci nella preghiera e nelle celebrazioni tipiche del Natale. Penso che immaginerai quante più persone sono venute nelle nostre comunità e nella nostra parrocchia a cercare prima, e mi auguro, a trovare una parola di conforto, un aiuto concreto, gente anche inimmaginabile, gente che prima non aveva problemi ma che adesso sta vivendo la doppia difficoltà, e la prima ancora più di quella diciamo economica è quella psicologica, perché questo Covid ci ha cambiato la vita dentro. Avverto maggiore essenzialità, maggiore forse partecipazione, maggiore scelta qualitativa. Prima facevamo forse più attenzione al numero di persone che dovevano entrare sovraffollando anche la nostra struttura, la nostra chiesa e il nostro oratorio. Ora dobbiamo fare attenzione a un numero ristretto, ma ci rendiamo conto anche che c'è una partecipazione forse più qualitativa. Di quelli che vengono, certamente molti non verranno perché c'è il timore, la paura, e probabilmente hanno anche il desiderio di poter partecipare, ma chi viene fa anche uno sforzo in più nonostante la paura e nonostante anche i piccoli, grandi problemi che ci possono essere, anche se posso assicurare, forse come pochi luoghi, la Chiesa non era mai stata così pulita come in questo periodo, quindi c'è più qualità, ecco, e soprattutto quello che ho riscontrato, anche c'è più corrispondenza nella generosità e nella solidarietà. Le persone in difficoltà non si limitano nel dare un aiuto,
Forse chi ha tutto, o io dico anche troppo, si dimentica che c'è qualcuno che è più bisognoso. Quali sono le esigenze che maggiormente vengono espresse in questo momento di pandemia da parte dei tuoi confratelli? Le esigenze più tipiche sono quelle economiche, per ora non c'è lavoro da parte di tanta gente e quindi ti vengono a chiedere la spesa, qualche piccolo contributo, a volte non piccolo, per le bollette, per le medicine, a chiedertelo sono persone, come dicevo prima, inaspettate, non sono le solite persone che vengono a bussare alla nostra porta, ma anche gente che magari tu non pensavi potesse aver difficoltà. Coronavirus, vi mostriamo uno stralcio della conferenza stampa del Presidente Conte sulle nuove misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19. Vediamo. Le misure messe in campo dal Governo e il sistema zone hanno funzionato, tant'è che abbiamo riportato sotto controllo la curva del contagio grazie alla responsabilità dei cittadini. Questo metodo, lo ricordo, ci ha permesso di evitare il lockdown generalizzato che avrebbe danneggiato a lungo e gravemente, peraltro per la seconda volta, il nostro tessuto sociale ed economico. Ricordo che quando siamo partiti con questo nuovo metodo a zone eravamo con l'RT a 1,7, l'abbiamo riportato a 0,86. La situazione però rimane difficile e rimane difficile in tutta Europa. Il virus continua a circolare dappertutto. In particolare, lo voglio sottolineare, il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito l'altro giorno, ci ha fatto pervenire un verbale per cui ha espresso forte preoccupazione per gli assembramenti e la diffusa voglia, peraltro comprensibile, di convivialità e socialità che si accompagna in questi giorni e in particolare nelle festività natalizie. Dobbiamo quindi intervenire e vi assicuro che non è una decisione facile, è una decisione sofferta per rafforzare il regime di misure che sono necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio, anche in vista della ripresa più generale delle attività che avverrà a gennaio. Ecco allora che abbiamo da poco adottato un decreto legge, si è svolto un Consiglio dei Ministri, questa volta con decreto legge, non con DPCM, che offre un punto di equilibrio tra la stretta che dobbiamo necessariamente mettere in campo e le deroghe necessarie, comunque in considerazione dell'importanza sociale, vorrei dire anche ideale, che queste prossime festività hanno nella nostra comunità nazionale. Quindi riassumo le misure che adotteremo. Possiamo ragionare di una zona rossa nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. Sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, l'intero territorio nazionale quindi sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, ripeto dal 24 al 6. Per chiarezza indichiamo i giorni 24, 25, 26, 27 dicembre, ancora 31 dicembre e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. La zona rossa contempla le seguenti misure: si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute. È possibile però, ecco questa è una misura particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a 2 persone non conviventi dalle ore 5 alle ore 22. Queste 2 persone potranno portare con sé anche i figli minori di 14 anni, che sono quindi esclusi dal computo, e le persone con disabilità o anche conviventi non autosufficienti. È consentita inoltre l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto in forma individuale. Per quanto riguarda le altre misure, ricordo che con questa zona rossa ci sarà la chiusura degli esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar, dei ristoranti, tranne l'asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio. Restano invece aperti alcuni esercizi come supermercati,
negozi di beni alimentari di prima necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Peraltro le chiese e i luoghi di culto saranno aperti per le funzioni religiose, saranno aperti sino alle ore 22. Passiamo alla zona arancione. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali. Per maggiore chiarezza li indico: giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune di abitazione e di residenza senza dover giustificare il motivo. Però qui dobbiamo raccogliere un indirizzo del Parlamento che è stato chiaro: per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri. Tuttavia non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi bar e ristoranti, eccezion fatta per l'asporto, fino alle 22 le consegne a domicilio. I negozi saranno aperti sino alle ore 21. Comprendiamo le difficoltà economiche e comprendiamo anche l'ulteriore sacrificio economico che chiediamo agli operatori direttamente coinvolti da queste misure. Siamo al loro fianco. Già nelle scorse settimane abbiamo adottato meccanismi di ristoro rapidi e automatici direttamente erogati sul conto corrente bancario dall'Agenzia delle Entrate. Abbiamo sospeso anche contributi e tributi per coloro che hanno registrato perdite. Sono cose che devono viaggiare insieme. Misure restrittive, nuovi aiuti economici da erogare direttamente in modo efficace con meccanismi sempre più veloci. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato e in particolare questo decreto legge dispone un immediato ristoro per circa 645 milioni a favore dei ristoranti e dei bar. L'ultimo weekend in zona gialla, controlli per i rientri in Sicilia. C'è il servizio. Si prospetta essere un weekend estremamente intenso per la Sicilia, l'ultimo fine settimana prima delle feste di Natale, l'ultimo prima dei divieti che scatteranno dal prossimo lunedì 21 dicembre. Sarebbero almeno 120.000 gli arrivi da altre regioni previsti, sono per lo più quelli che sono già tornati o torneranno in Sicilia con i treni, aerei e le navi. A questi ovviamente andranno aggiunti quelli che verranno in auto ed attraverseranno lo stretto di Messina, dati che secondo i medici del Comitato Tecnico Scientifico consultato da Musumeci rendono molto probabile una nuova ondata di contagio a gennaio. Palazzo d'Orléans non ha commentato ufficialmente le misure che il governo nazionale ha illustrato ieri e tuttavia la linea della regione al momento è quella di non ritoccare il provvedimento nazionale senza dunque misure aggiuntive. Ma Salvatore Corrao, membro del Comitato Tecnico Scientifico e direttore del Dipartimento di Medicina Clinica dell'Università e primario di Medicina Interna del Civico, avverte: ci sarà una nuova ondata di contagi, a questo punto inevitabile, e non è il modo migliore per prepararsi alla campagna di vaccinazioni. Il suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico resta, nonostante le deroghe inserite da Conte su visite ai parenti e spostamenti, di non uscire da casa se non è per motivi di lavoro o di salute, e ai sindaci è rivolto l'invito ad aumentare i controlli. Ma di fatto è partito già ieri il mini esodo. A Milano, ad esempio, presso gli aeroporti e la stazione centrale attendevano circa 130.000 persone. L'attesa negli aeroporti di Malpensa e Linate rispettivamente 56.000 e 24.000 unità per tutto il weekend, quindi circa 80.000 viaggiatori. Significa il meno 88% rispetto allo stesso weekend del 2019, numeri quindi bassi rispetto all'era pre-Covid.
Covid, ma il 21 dicembre scattano le restrizioni sui viaggi fuori regione. Le partenze sono più che altro verso destinazioni italiane, nella maggior parte dei casi, si sa, verso il sud dello stivale, nella fattispecie in Sicilia. Il ricordo va immediatamente alla notte tra il 7 e l'8 marzo, quando in Lombardia era stato annunciato il lockdown che sarebbe poi scattato in tutta Italia, e migliaia di persone riempirono i treni per far ritorno nella loro amata terra isolana. Ma in questo ultimo weekend libero, prima del blocco degli spostamenti regionali, atteso anche molto traffico su strade ed autostrade. Che dire, incrociamo le dita affinché questa terza ondata non arrivi mai. Report settimanale dell'ASP di Agrigento. Il commissario Mario Zappia evidenzia una curva in calo, ma sottolinea come solo con il lockdown i casi possano essere azzerati. Vediamo. Settimana prima del Natale, il punto dei casi Covid nella nostra provincia. Anche questa settimana, come vedrete dai dati, abbiamo fortunatamente una bellissima discesa e riduzione dei dati. Però all'interno del nostro ospedale ancora abbiamo delle presenze importanti. Per quanto riguarda la rianimazione abbiamo 4 pazienti in terapia intensiva e nella medicina Covid ancora abbiamo 22 pazienti rispetto ai 41 della settimana scorsa, sono meno 19. A Sciacca nella medicina abbiamo 5 persone che sono 3 in meno di settimana scorsa, mentre in rianimazione non abbiamo più nessuno, per fortuna ne avevamo uno settimana scorsa, quindi si conferma un trend in discesa. Però con il lockdown totale voi vedrete che c'è stato un calo repentino. Questa volta il calo non è repentino, abbiamo sì un'inversione della curva, ma non scende linearmente così come è salita, e quindi continuiamo a mantenere all'interno della nostra provincia un buon caso di positivi, che vi ricordate significa che in mezzo a noi c'è il virus. Quindi sappiamo che in mezzo a noi c'è il virus, sappiamo che gran parte dei positivi sono asintomatici. Cosa dobbiamo fare? Prudenza, che era esattamente l'opposto di quella foto che vi ho fatto vedere, che poi era una foto di una realtà siciliana, un corso commerciale di una delle nostre città, ma che si è ripetuta a Milano, assembramenti Duomo e in Corso Vittorio, la Roma in via del Corso, tutte le nostre città, via Macheda. Per fortuna non mi sembra che sia successo in via Atenea. Queste cose ce le diciamo perché questo è il pericolo più grosso che noi possiamo correre in queste vacanze di Natale. Quindi buon Natale, ci rivediamo subito dopo le festività. Buongiorno a tutti, siamo qui alla rianimazione Covid del San Giovanni Dio. Per fortuna stiamo assistendo a un decremento dei numeri di contagi, quindi di pazienti che hanno necessità delle nostre cure. Abbiamo lavorato sodo finora, continuiamo a farlo. Vogliamo augurarvi un buon Natale nella speranza di non dover subire un impatto terribile come quello che c'è stato dopo il Ferragosto. Quindi vi auguro un buon Natale e cerchiamo di tenere la testa sulle spalle evitando grosse problematiche. Auguri, buon Natale! I poliziotti della squadra mobile di Agrigento, impegnati costantemente nell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, hanno arrestato 3 migranti sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa e poi trasferiti ad Agrigento. Si tratta di un marocchino inseguito da un ordine di carcerazione della Procura di La Spezia per scontare a causa di 2 sentenze complessivamente 2 anni e 1 mese di reclusione per pene concorrenti. Poi un tunisino destinatario di un ordine di carcerazione della Procura di Torino per scontare 7 mesi di reclusione per pene concorrenti, e poi anche in ottemperante al decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza di Taranto che vietava il reingresso in Italia per 10 anni dall'effettiva espulsione. Ed infine un altro tunisino che sconterà 7 anni e 4 mesi di reclusione inflitti dal Tribunale di Reggio Emilia per diversi reati.
Le carrette del mare, alcune delle quali distrutte dopo la mareggiata dei giorni scorsi, invadono Lampedusa. Servono 12 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza. Il governo Musumeci ha dichiarato per 12 mesi lo stato di crisi e di emergenza ambientale. La protezione civile regionale, in seguito alle istanze presentate dal sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, ha indicato gli interventi necessari a fronteggiare le emergenze, stimato i relativi fabbisogni finanziari in circa 12 milioni di euro. La regione chiederà nuovamente a Roma di proclamare anche lo stato di emergenza nazionale. La città di Agrigento ha un nuovo stemma, è stato presentato stamani in conferenza stampa. A realizzarlo è stato l'artista Sergio Criminisi. Vediamo. Oggi siamo qui a presentare alla città di Agrigento il nuovo stemma di Agrigento. Devo dire la verità, io sono arrivato adesso, l'ho trovato, quindi ringrazio anche chi prima di me nell'amministrazione precedente hanno iniziato e completato quindi l'iter. C'è una rimodulazione, c'è una raffigurazione un po' diversa rispetto a come era prima lo stemma. Se voi vedete anche qui non sono i telamoni, ma sono i tre titani. C'è anche la donna al centro Fama, che sono i figli di Dea e di Urano, così come era stato voluto all'inizio, agli esordi, quando è iniziato l'iter raffigurativo di questo nostro stemma. C'è anche il simbolo della chiesa, perché se voi vedete sulla torre centrale c'è anche un'ostia consacrata, una Eucaristia, perché questo fu voluto da un vescovo agrigentino, c'era il Matteo Cimano, non ricordo il nome, però che era amico di San Bernardino da Siena, quindi hanno anche voluto mettere questa raffigurazione sacra e eucaristica. Oggi presentiamo quindi ad Agrigento questo simbolo. Ripeto, l'ho ricevuto da chi mi ha preceduto, però naturalmente adesso Agrigento ne gode. Dallo stemma del XV secolo che è qua alle mie spalle, dove potete vedere una posizione completamente diversa dei giganti, che non sono i classici telamoni ai quali siamo affezionati e abituati, ma sono i tre titani, i figli di Zeus. Quello che è stato cambiato da me è stata non tanto la posizione, ma un adeguamento della lunghezza degli arti, quindi l'ho reso più figurativo il disegno, perché come potete vedere è come lo stile del Medioevo, gli arti sono tozzi, non sono proporzionati, la testa è sproporzionata al corpo, quindi il mio è stato un ammodernamento, se così possiamo dire, un ammodernamento della figura umana, però ho ripreso comunque la torre ottagonale con il simbolo cristiano sopra, dell'ostia diciamo, e un basamento sotto sul quale poggiano questi tre giganti che oggi con lo stemma nuovo sono più dinamici, ecco, danno quel senso di movimento, cosa che il telamone, per quanto possiamo essere affezionati, però questa sensazione di dinamicità non la davano, ecco. Per un artista agrigentino cosa si prova ad avere il suo nome associato forse per sempre a quello della sua città? Allora, mentre mi fa la domanda, come diciamo in Francia, marizzare i carni, perché io sono emozionatissimo. Quando mi è stato chiesto di farlo, io ho provato, non vi nascondo, proprio la commozione di finalmente poter fare qualcosa come ho sempre fatto per Agrigento, però stavolta fare lo stemma per me è stato un onore immenso, non ve lo nascondo, sono emozionatissimo. Questa per me oggi è una giornata veramente storica, perché un pezzetto di me rimarrà, spero per sempre, fino a quando non verrà un altro magari a cambiare lo stemma. Il rapporto con l'araldica? Sì, il rapporto con l'araldica è stato intenso, profondo, è durato 3 anni, però devo ringraziare la disponibilità della dottoressa Russo del Palazzo Chigi, dell'ufficio araldica del Palazzo Chigi, che è stata sempre comunque presente, sempre disponibile, e mi ha fornito soprattutto ciò che magari non si pensa, non si crede, ma ci sono delle regole ferree e per la realizzazione di uno stemma che poi diventerà il simbolo di una città, questo per tutta l'Italia, non è solo per noi. Le dicono che c'è una violazione con l'articolo 14. Allora, io posso rispondere sul lato artistico. Non c'è nessuna violazione, questo ve lo posso assicurare, perché altrimenti non sarebbe stato posto in essere neanche l'avvio dei lavori alla realizzazione del nuovo stemma. Quindi l'ufficio araldica non si sarebbe mai mosso, non avrebbe dato mai l'ok se non ci fosse stato tutto in regola. E
Per questo c'è stato un periodo dove il dottor Mimmo Sinaguglia ha combattuto, lottato caparbiamente ed è riuscito a sbloccare il tutto, e quindi siamo arrivati ad oggi, ecco. Palazzo dei Giganti si è finalmente dotato di un documento strategico per il futuro della città sotto l'aspetto dell'energia sostenibile e della tutela dell'ambiente. Il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, ad approvarlo è stato il Consiglio Comunale di Agrigento. Ora l'ente potrà intercettare i fondi europei messi a disposizione per l'efficientamento ambientale e la diffusione delle rinnovabili. Il Comune stava rischiando di perdere circa 3,5 milioni di euro di finanziamento europeo. Ascoltiamo l'Energy Manager Guido Donato Moser. Dunque si tratta di un piano che costituisce il documento, la sintesi quantitativa di una strategia energetica ambientale che è stata ovviamente concordata e portata avanti, che diventerà un impegno per l'amministrazione e per tutto il territorio agrigentino. Quindi è un piano che contiene un'analisi territoriale, economica, sociale di tutto il territorio sotto vari aspetti, sotto vari settori, dal residenziale al terziario, all'agricolo, all'industriale, al patrimonio comunale e tutto quello che trasversalmente implica il coinvolgimento della cittadinanza e delle attività economiche, e contiene quindi un inventario, un cosiddetto inventario base di emissioni di gas climalteranti, CO2 e anidride carbonica sostanzialmente in atmosfera, come punto di partenza per lo sviluppo di un piano d'azione, quindi un insieme di azioni che tendono a ridurre questo il consumo registrato, con l'obiettivo comune agli enti locali della Comunità Europea del 40% all'anno 2030, quindi riduzione di emissioni di CO2 del 40%. Il piano in realtà sviluppa un risultato ancora più ambizioso, perché ci siamo spinti al 52% di riduzioni al 2030, con il coinvolgimento di pubblico e privato ovviamente. Come Energy Manager, oltre al PAES, naturalmente dovrebbe occuparsi anche di gestire le fonti alternative, di gestire i consumi energetici. Assolutamente, nella seconda veste, se così si può dire, del mio ruolo interverrò sul patrimonio comunale edilizio e impiantistico, suggerendo strategie di intervento per razionalizzare l'utilizzo dell'energia, suggerendo portafogli di finanziamento disponibili per la realizzazione di opere, anche quelle previste nel piano di cui si è detto, e suggerendo quindi anche una serie di attività di tipo comportamentale all'interno dei palazzi istituzionali e degli edifici pubblici tutti. Che risparmio pensa si potrà avere facendo degli accorgimenti naturalmente dal punto di vista economico? Dunque, la risposta a questa domanda non è semplice, non è neanche facile farla in partenza. Io ricordo che sono stato nominato all'inizio dell'estate scorsa, quindi ci siamo concentrati sul capitolo della pianificazione energetica, ma perché non è facile rispondere? Perché le strategie che si possono mettere in campo sostanzialmente sono di due tipi: una a medio termine, che però è deve essere necessariamente preceduta da una strategia a breve termine, con la quale si tende a razionalizzare l'uso finale dell'energia, quindi a ridurre gli usi finali di energia e i consumi finali di energia, e razionalizzare i comportamenti assieme ad altre strategie collaterali che non sto a denunciare. Queste prime strategie a breve termine consentiranno di realizzare un tesoretto, chiamiamolo così, utile a investire in attività a medio termine, preferisco chiamarle così e non dare obiettivi temporali troppo lunghi, perché parliamo di patrimonio comunale, dobbiamo essere concreti e anche veloci nell'attuare queste iniziative. Non si ferma all'alte imposto dai carabinieri in via Palma a Licata. È scattato l'inseguimento durante il quale chi era all'interno dell'abitacolo della vettura ha scaraventato fuori dal finestrino qualcosa, un malloppo che è stato recuperato dai militari dell'Arma della compagnia di Licata e che conteneva una rivoltella di fabbricazione belga e un involucro con 6 cartucce già esplose. L'inseguimento
praticamente a perdifiato, si è concluso con la pattuglia che è riuscita a bloccare la macchina e i 2 giovani che vi erano all'interno. Inevitabile, nonostante fossero già recuperati pistole e cartucce già esplose, la perquisizione durante la quale è saltato fuori un coltello a serramanico. Un giovane, il maggiorenne, è stato arrestato in flagranza di reato, mentre il minorenne, che era in sua compagnia, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Palermo. I titoli di reato contestati sono ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione abusiva di armi e porto ingiustificato di coltello. I carabinieri della compagnia di Licata hanno accertato che la pistola era stata rubata a Deli, ecco perché si è configurata la ricettazione. L'arma, nonostante sia provento di furto, verrà adesso sottoposta a esami e accertamenti da parte degli specialisti dell'arma. Resta da capire, e le indagini sono ancora aperte, cosa ci facessero, da dove provenivano e dove si stessero recando i 2 giovani con quell'arma e con le cartucce già esplose. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Sciolto per mafia il comune di Tortorici in provincia di Messina, così ha disposto il Consiglio dei Ministri, che ha anche deliberato la proroga per 6 mesi dello scioglimento del Consiglio Comunale di Torretta in provincia di Palermo, già sciolto per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Ci sono i servizi. Il Consiglio dei Ministri ha sciolto per mafia il Consiglio Comunale di Tortorici. La decisione è stata presa su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, tenuto conto che, si legge nel provvedimento, all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa. Ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Tortorici a norma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Il Consiglio dei Ministri ha affidato la gestione del Comune a una commissione straordinaria per un periodo di 18 mesi. Sulla vicenda interviene con un comunicato stampa il deputato Pietro Navarra. Lo Stato, scrive l'esponente del Partito Democratico, ha dato risposta alle legittime aspettative della cittadinanza di Tortorici. Esprimo ancora una volta vicinanza ai cittadini del centro nebro-ideo e alle donne e agli uomini del circolo PD di Tortorici, i quali in questi mesi di incertezza hanno dimostrato alto senso di responsabilità e coraggio, con un'indispensabile azione di controllo. Adesso per la comunità tortoriciana deve iniziare la rinascita. Lo Stato dovrà completare l'opera di ripristino dei principi di legalità, per poi consentire ai tortoriciani di eleggere una nuova amministrazione che possa finalmente governare nel segno di un netto, chiaro e deciso contrasto a ogni forma di interesse criminale e mafioso. In poche righe il sindaco di Tortorici Emanuele Galati Sardo e il presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Lupica Spagnolo commentano così lo scioglimento disposto dal Consiglio dei Ministri. Con rammarico apprendiamo la notizia dello scioglimento del Consiglio Comunale a seguito del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2020 e di cui al momento non conosciamo le motivazioni puntuali. Rimaniamo convinti della correttezza dell'operato di questa compagine amministrativa. In considerazione della necessità di completare l'azione di ripristino dei principi di legalità all'interno dell'amministrazione comunale, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga per 6 mesi dello scioglimento del Consiglio Comunale di Torretta nel Palermitano, già sciolto per condizionamenti da parte della criminalità organizzata. A deciderlo per l'appunto il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Ma andiamo a ritroso. Lo scioglimento di Torretta risale all'estate dello scorso anno. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, si leggeva nel comunicato del 6 agosto 2019, tenuto conto che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Torretta, affidandone la gestione a una commissione straordinaria per un periodo di 18 mesi. 20 giorni prima era scattata un'importante operazione antimafia tra i 19 arrestati nel blitz del 19 luglio 2019 tra Sicilia ed USA, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha svelato l'asse tra clan palermitani ed americani. C'era anche un sindaco e si tratta proprio di Salvatore Gambino, primo cittadino di Torretta, paese della provincia
provincia di Palermo accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Nell'operazione tornarono le vecchie e note storie di Cosa Nostra, come la fuga negli USA del clan Enzerillo, sterminato dal Bosto Torina nella guerra di mafia degli anni '80 e costretto all'esilio, fuga da poi derivò il soprannome di Scappati dato agli esponenti della sua famiglia. Ma l'operazione non si ferma alle ricostruzioni delle alleanze. Sono infatti stati sequestrati anche beni per oltre 3 milioni tra mobili, immobili e quote societarie. Nell'agosto del 2019 inoltre si insediarono i 3 commissari straordinari per guidare Torretta dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale. La prefettura all'epoca rese noto che i commissari che avrebbero avuto il compito di guidare l'ente erano il viceprefetto Giuseppina Maria Patrizia di Dio Datola, il viceprefetto aggiunto Francesco Milio e il funzionario economico finanziario Antonietta Maria Manzo. La commissione avrebbe avuto i poteri del sindaco, della giunta del consiglio comunale per un periodo per l'appunto di 18 mesi e comunque fino all'insediamento degli organi ordinari regolarmente eletti. Il comune di Porto Empedocle ha consegnato un riconoscimento agli arbitri per essersi distinti per educazione ed etica dentro e fuori dal campo. Tonino Butera. La sezione arbitri di Agrigento è invitata a Porto Empedocle da Carmelo Di Betta, presidente della Consulta dello Sport e dall'amministrazione, per premiare gli arbitri empedoclini e nello stesso tempo per instaurare un bel rapporto tra amministrazione comunale Porto Empedocle e la sezione arbitri di Agrigento. Presidente. Sì, devo dire che in questi 4 anni passati l'obiettivo della sezione e del mio consiglio direttivo è stato quello di aprirsi il più possibile verso tutte quelle che sono le istituzioni. È un risultato che ci sta avvenendo quasi automatico, perché con il tempo vediamo che sempre più amministrazioni, ma anche istituzioni di Stato, ecclesiastiche, sentono proprio la necessità di confrontarsi con il mondo degli arbitri di calcio. E questo è sinonimo di che l'arbitro di calcio viene visto appunto come una figura sana, positiva e addirittura, come nell'occasione odierna, da premiare per quello che di importante fa, è dal punto di vista culturale, dal punto di vista associativo, ma soprattutto per il ruolo primario che svolge nel calcio. Come dicevo poc'anzi, non si può svolgere una partita di calcio senza il pallone e senza l'arbitro. Quindi io ringrazio a nome di tutta l'Associazione Italiana Arbitri e del Presidente regionale Cavarretta, della sezione di Agrigento, l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Porto Empedocle, guidata dal sindaco, ma anche su iniziativa del dottor Di Betta, che ha avuto questa splendida idea, e proprio oggi abbiamo messo quel seme per poter instaurare per il futuro un rapporto collaborativo che serve alle amministrazioni, ma serve soprattutto alle associazioni. Noi abbiamo una serie di arbitri di altissimo livello, anche a livello nazionale e internazionale, giovani che si dedicano con passione a questo che è un aspetto fondamentale del calcio, perché senza arbitri, il calcio e gli altri sport, non ci sarebbero gli sport, perché lo sport è anche regola, il rispetto delle regole, ed è un fatto non soltanto di dinamismo fisico, ma è un fatto anche culturale, quello di abituare le generazioni al rispetto delle regole. Per cui davvero è una categoria spesso dimenticata, maltrattata. Quando si perde è facile dire la colpa è dell'arbitro, invece no. Gli arbitri, come tutti, possono sbagliare, ma vanno rispettati come categoria e svolgono un ruolo essenziale. Quindi abbiamo ritenuto in questo Natale così particolare di dare un premio a loro che spesso, pur svolgendo questa funzione così grande, vengono tenute ai margini. Invece vanno ringraziati sempre. È stata una bellissima manifestazione, ci tenevamo particolarmente a premiare quelle che sono le eccellenze empedocline dal punto di vista arbitrale. Teniamo particolarmente a quello che è il rispetto delle regole, a quello che è la legalità, e dal punto di vista sportivo la figura dell'arbitro, che spesso viene accantonata, è assolutamente fondamentale. Quindi tenevamo tantissimo a questa manifestazione. Ringrazio la Consulta che è stata promotore di questa iniziativa, il sindaco, chiaramente noi amministrazione ci tenevamo particolarmente, il dottore Drago, il presidente dell'AIA, della sezione di Agrigento, ha accolto il nostro invito ed è stato veramente un bellissimo appuntamento.
Oggi mi sento abbastanza onorato e devo ringraziare il sindaco Ida Carmina e l'assessore Urso. Quando io ho avuto questa brillante idea di premiare questi miei paesani arbitri che si spendono nel mondo dello sport, io ho pensato benissimo di fare presente per questa manifestazione. Oggi sono abbastanza emozionato perché devo ringraziare anche il presidente Drago della presenza e tutti gli arbitri. E in più la cosa che mi riempie di più di gioia è quello che oggi abbiamo fatto una cosa che mi mancava nel tassello di tante premiazioni che abbiamo fatto in questa amministrazione. Abbiamo premiato tutte le società sportive e tutte le diciamo anche discipline sportive. Oggi sono orgoglioso in questa giornata e per colpa di questo coronavirus avevo pure pensato di anche premiare il basket e la pallavolo, lo faremo subito dopo questa, ci organizzeremo grazie al sindaco e all'assessore Urso che già mi hanno dato disponibilità per organizzare anche questa cosa. Grazie e di buone feste al mondo dello sport empedocrino, a tutte le società e di buon Natale e buon anno. Inaugurati 4 cantieri super bonus 110 in provincia di Agrigento per complessivi 3 milioni di euro. C'è un lungo servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Prima di augurarvi buona visione, io vi auguro buon weekend e a presto. Inaugurati stamani in provincia di Agrigento 4 cantieri super bonus 110 targati CNA nell'ambito del progetto Riqualifichiamo l'Italia Cappotto Mio, in partnership con Eni Gas e Luce Harley Dickinson per un importo complessivo di 3 milioni di euro. I lavori a costo zero per le famiglie sono stati avviati nei comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata. La cerimonia stamani alle 10:30 in via Bonfiglio a Cammarata. Oggi al via il cantiere Super Bonus 110 in via Bonfiglio qui a Cammarata, un evento sicuramente importante dove la CNA ha fatto la sua parte. Certamente la CNA ha un ruolo di primo piano, un ruolo che consente di sovrintendere, di coordinare il progetto è Riqualifichiamo l'Italia Cappotto Mio in partnership con Eni Gas e Luce e HD, una piattaforma che ha anche altri partners come i consorzi, il consorzio CAIC in questo caso, ma anche un sistema bancario che ci consente un supporto finanziario per appunto sostenere dal punto di vista economico i progetti. Oggi è una giornata importante qui a Cammarata ma anche a San Giovanni Gemini perché inaugureremo 4 cantieri con interventi di eco e sisma bonus, 2 a San Giovanni Gemini e 2 a Cammarata. È una giornata importante perché finalmente in questo momento di particolare preoccupazione, di crisi economica legata anche alla pandemia, ecco, si apre una luce, una speranza per la ricostruzione e per la ripartenza, una luce che però non ci deve abbagliare ma che ci deve guidare, che ci deve accompagnare verso altri traguardi. Ci saranno altri cantieri pronti subito dopo le festività ad essere inaugurate in altri territori della provincia e si dà lavoro. Qui ad esempio tra San Giovanni e Cammarata già 30 unità lavorative, in più tutto l'indotto. Questi interventi avranno un costo complessivo di 3 milioni di euro e questo è importante sottolinearlo, per le famiglie a costo zero. Sicuramente siamo uno degli anelli di congiunzione più importanti di tutta questa catena che vede messi assieme le famiglie, i condomini, vede le imprese come strumento trainante di questa forza propulsiva che dovrebbe creare proprio un moltiplicatore economico e quindi alla fine tutto questo diciamo, ha necessità di una regia tecnica per cui da tempo abbiamo investito dal punto di vista professionale sulla nostra formazione per fare in modo che questo obiettivo diventasse reale, concreto e principalmente privo di rischi, perché quello che in questo momento ha creato un po' di diffidenza specialmente nella nostra terra è stata l'incertezza dell'avvio e invece noi oggi dobbiamo assolutamente con queste inaugurazioni dare la certezza di una realtà che funziona, che è ben programmata, bisogna semplicemente rispettare appieno tutte le regole che sono state imposte dal governo a fronte di un'agevolazione che effettivamente è a costo zero per gli utenti.
Oggi partecipo con un po' di emozione, con orgoglio all'inaugurazione di questo nuovo percorso perché rappresenta una frontiera di sviluppo innovativa e assolutamente importante. Mi gratifica il fatto che questo percorso veda la luce qui nelle nostre comunità, perché è una comunità pronta ad accogliere queste nuove opportunità che richiede naturalmente un connubio perfetto fra le diverse parti che devono portare alla realizzazione di un'opportunità che conosciamo da ora per la prima volta. Quindi un applauso al governo, un applauso ai tecnici, un applauso anche alle professionalità e alle maestranze che sono presenti in queste comunità e sicuramente mi sento di poter dire anche che sono un sindaco fortunato visto che amministro una comunità che ha la capacità di nuove esperienze e di nuovi percorsi che alla fine porteranno un beneficio concreto e forte per tutti noi. Sì, oggi abbiamo l'onore, il piacere ma anche la responsabilità di inaugurare questi primi lavori in provincia di Agrigento di efficientamento energetico con il super bonus. Grazie al decreto rilancio noi siamo i primi a cominciare a dare una svolta in un momento particolarmente difficile, in un anno bruttissimo, un anno horribilis di piena pandemia. Abbiamo un barlume, una nuova luce che ci dà la possibilità di invertire questo trend negativo attraverso dei lavori che daranno sbocchi occupazionali, sviluppo economico, ma anche efficientamento energetico agli immobili che sono oggetto degli interventi. Siamo felici, sono i primi 4 di una lunga serie in provincia di Agrigento, se ne sono stati inaugurati altri a Palermo, un altro a Gela. Noi abbiamo costruito con Harley Dickinson, Eni Gas e Luce, il consorzio una filiera importante, un portale attraverso il quale riusciamo a mettere insieme tutti questi stakeholders per dare la possibilità di invertire appunto questa tendenza negativa. Creeremo sviluppo, creeremo occupazione che è la cosa più importante per le nostre imprese. La mia assistenza di un gruppo più che la mia personale, dei professionisti, delle menti che hanno sperimentato già 3 anni fa questo progetto dell'efficientamento energetico, oggi 110. Questo è il 4º cantiere che inauguriamo in Sicilia, dopo Palermo, Gela con la presenza del sottosegretario Fraccaro e con il viceministro per quanto riguarda i trasporti. Oggi abbiamo un'altra bella manifestazione in provincia di Agrigento con l'inaugurazione dei 4 cantieri con un importo complessivo di 4 milioni di euro, dove i cittadini committenti a costo zero avranno un efficientamento delle proprie strutture e avranno costo zero per il futuro, in quanto efficientato non avranno dispendio di energie. Noi dobbiamo ringraziare come CNA Sicilia Eni Luce e Gas, che è il nostro partner principale, Harley Dickinson, che è l'ente di asseverazione che ci permette di poter eseguire in maniera tranquilla, senza nessuna responsabilità, tutti gli impianti e tutti i lavori. E poi ci sono i partner finanziari come l'Unicredit, le BCC, che hanno creduto nel nostro progetto e attraverso un bridge quindi riescono ad anticipare anche le somme dei cantieri. Abbiamo creato questa struttura non per disfare o dare la possibilità al singolo di avere l'efficientamento, ma dare la possibilità nel nostro territorio di creare opportunità di lavoro e occupazione. Quando si apre un cantiere si apre una possibilità in più di dare lavoro ai giovani e alle imprese in un momento di grande difficoltà dove la pandemia ha bloccato, ha fermato tutta l'economia della nostra terra. Quindi l'edilizia privata può essere l'opportunità per la crescita del nostro paese e principalmente per la Sicilia. Noi abbiamo creduto fin da sempre in queste misure, vogliamo che queste misure possano essere riconfermate anche per il 2023, fino al 2023, e dare la possibilità alle imprese e ai professionisti di poter avere delle agevolazioni nel snellimento delle pratiche burocratiche che saranno soggetti i comuni e le sovrintendenze a dover erogare immediatamente per non perdere questo treno.
Noi come CNA abbiamo puntato, vogliamo continuare a dare questa possibilità al mondo del lavoro, al mondo dei professionisti, ma anche attraverso gli istituti di credito che ci hanno finanziato queste opere. Iniziativa importantissima per Cammarata, per tutta Italia sicuramente, e può dare impulso a diversi settori dell'economia in quanto l'edilizia è un fattore moltiplicatore, può coinvolgere diversi settori, tra l'altro come per esempio il turismo. Noi pensiamo che per quanto riguarda Cammarata possiamo, grazie a questa importantissima iniziativa, invertire quello che è il flusso migratorio che purtroppo vede oggi tantissimi giovani, tantissime maestranze partire da Cammarata verso il nord Italia, invertire questo flusso che possa quantomeno bloccarsi o addirittura arrivare ad invertire che molte persone, molti giovani di Cammarata, molte maestranze possano tornare nuovamente nel nostro territorio. Oggi il consorzio che rappresento io, che è il CAEC di Comiso, è una realtà che ha 40 anni di storia alle spalle. Ci siamo occupati sempre di opere pubbliche, associando varie imprese, piccole imprese della regione, e li abbiamo aiutati a crescere in questi anni. Da 3 anni siamo diventati partner assieme alla CNA ed Harley Dickinson per il progetto Cappotto Mio con la piattaforma di Eni Gas e Luce, e con ottimi risultati. Ora con il 110 stiamo cercando di essere presenti, anzi la nostra piattaforma è presente in tutto il territorio regionale. Abbiamo avuto un incremento delle piccole imprese che si sono associate al consorzio, in quanto diciamo, la piccola impresa, non avendo la possibilità di affacciarsi a queste nuove misure che stanno dando molto lavoro, non avrebbero potuto ottenere queste commesse, in quanto il consorzio strutturato è in grado di supportare le piccole imprese in modo che vengono realizzati i lavori e quindi portare benessere al settore delle costruzioni. Unicredit ha immediatamente creduto a questa iniziativa, perché riteniamo che l'edilizia rappresenti per il nostro territorio una leva straordinariamente importante per il rilancio del tessuto economico. Lo abbiamo fatto con grande tempestività e l'abbiamo fatto attivando tutte quelle che sono le leve a nostra disposizione. Abbiamo da subito messo in cantiere strumenti e prodotti a sostegno di questa iniziativa, abbiamo dato origine ad un percorso di formazione interna esteso, diffuso e capillare per poter supportare gli operatori economici del nostro territorio. Oggi siamo presenti con una gamma di prodotti che consentono di smobilizzare questi crediti fiscali sia alle aziende che eseguono i lavori, ma sia anche ai privati che volessero intraprendere una ristrutturazione con le risorse proprie. A loro forniamo non solo la possibilità di scontare questi crediti, ma anche quella di reperire le risorse eventualmente necessarie per completare i lavori con prodotti dedicati. Abbiamo poi attivato tutta una serie di sinergie e partnership che una grande azienda come la nostra può mettere a sostegno di questa iniziativa. Il recente accordo con CNA, che è il motivo per cui oggi siamo qua riuniti, è una testimonianza di questa volontà di intervenire in maniera puntuale, diffusa e capillare a sostegno del nostro territorio. Quindi molto lieto di essere oggi qua presente ad una inaugurazione di un'iniziativa che ci consente di testimoniare concretamente la nostra voglia di essere protagonisti del rilancio del nostro territorio. Sì, è importantissimo, ho dato atto intanto ai professionisti, ai fratelli Miccichè, che dimostrano ancora una volta di essere interessati non solo al territorio, ma principalmente ad abbellire, ad arricchire. Pensiamo al centro storico, per esempio, hanno già previsto gli interventi al centro storico, è una cosa bellissima. Noi siamo attaccati al centro storico e il fatto stesso che già è la prima opera che proprio a costo zero viene effettuata dal centro storico per migliorare, per rilanciarlo, è una cosa assai buona. Devo dire pure che c'è grande aspettativa attorno a questa legge, c'è una grandissima aspettativa e devo dire che la gente sta rispondendo bene.